Passaggio a vuoto per la Pro Patria che nel turno infrasettimanale viene sconfitta in casa dalla Pontedera, finisce 3-0 per i toscani. Partita storta da parte della squadra di Javorčić che nel primo tempo cerca un pertugio per sfondare ma non lo trova nell'organizzato assetto guardingo e compatto della formazione di Maraia. Anzi, la Pro Patria viene infilata, succede al 32esimo della prima frazione quando una veloce ripartenza sulla sinistra di Vaccaro sfocia poi nel tiro chirurgico di Stanzani con il pallone che sbatte prima su un palo, poi sull'altro e infine si infila in fondo alla porta. Nella ripresa, reazione della Pro Patria, nella prima parte soprattutto Lenoci, schierato titolare, va vicino al gol, in particolare al quarto d'ora quando con un bel tiro al volo colpisce un palo clamoroso. Ma forse nel momento migliore della squadra di casa il Pontedera assesta il secondo terribile colpo. Succede al 20esimo ed è il subentrato Semprini ad infilare un non irreprensibile Greco da fuori area. 2-0, partita a questo punto quasi chiusa, arriva addirittura il tris al 33esimo, ancora Semprini protagonista, beffa Boffelli vicino alla linea di fondo e offre a Magrassi la palla del 3-0. Nel finale la Pro Patria cerca almeno il gol della Mandiera, soprattutto con Bertoni, ma non lo trova. Un passaggio a vuoto dunque per la Pro Patria che resta comunque in posizioni molto interessanti di classifica in piena zona playoff.